Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Morta sbranata dal suo cane a Petrosino, nel Trapanese. A trovare il corpo il marito e il figlio. Il nipote della vittima esprime dubbi sull'accaduto. 2 infermiere aggredite in 2 diversi ospedali di Messina. Colpito anche un agente di polizia. In manette una donna. La riconversione degli impianti Eni di Priolo e Ragusa potrebbe essere devastante per l'occupazione. È il grido di allarme che arriva dall'ANCI Sicilia. Caltanissetta di nuovo senza acqua. Torna il divieto di utilizzo per scopi alimentari a causa della presenza di elementi pericolosi. È la 6ª volta in 9 mesi. Catania, le giornate FAI per l'ambiente, aperte al pubblico 60 luoghi speciali di interesse storico e artistico in 20 città dell'isola, dalla villa di campagna affrescata alla residenza d'artista. Calcio, il Catania all'assalto del Crotone per avvicinarsi alle zone nobili della classifica. Al Massimino sfida dal sapore play-off. 5ª sconfitta consecutiva per il Trapani, il patrono Antonini annuncia le dimissioni. Messina a Giuliano a caccia di punti per non perdere di vista la Casertana. Buongiorno e buona domenica. Si indaga su quanto possa essere accaduto nel garage di Irina Licari, la donna di Petrosino in provincia di Trapani, che ieri sera è stata attaccata e uccisa dal suo cane. Sentiamo Laura Spanò. Irina Licari, 62 anni, ne avrebbe compiuti 63 a luglio, è stata attaccata e uccisa dal suo meticcio. Tutto è accaduto ieri sera nel garage dell'abitazione della vittima, che si trova nei pressi del campo sportivo nella zona tra via Trapani e viale Mediterraneo a Petrosino, comune del Trapanese. La donna verso sera era andata a portare da mangiare al suo meticcio, che è legato in garage. Da quel momento non si hanno più notizie. La macabra scoperta la fanno qualche ora dopo il marito appena rientrato e il figlio, che nonostante a casa non si è accorto di nulla di quanto era accaduto nel vicino garage. Una scena raccapricciante, quella che si è parata davanti agli occhi dei 2 uomini. Irina a terra morta, il meticcio ancora legato e con il manto intriso di sangue della vittima accanto alla scodella con il cibo. Scattato l'allarme quando i soccorritori del 118 sono arrivati, hanno solo constatato il decesso della donna. Sul posto anche la polizia, che ha provveduto a trasferire il meticcio presso il canile municipale. Il corpo della donna invece si trova all'obitorio in attesa dell'autopsia, che potrebbe essere seguita già nella giornata di lunedì. Indagini sono in corso da parte della polizia, coordinata dalla procura di Marsala, per capire cosa realmente abbia scatenato la furia del cane tanto da attaccare la donna. E intanto sulla vicenda parla il nipote della vittima, che racconta che lo zio e il cugino da tempo vedono tanti cani aggirarsi nella zona, attirati anche dall'odore dei rifiuti, ma che non era mai accaduto un fatto del genere. Dice l'uomo che non crede che ad aggredire la zia sia stato il meticcio di famiglia, come ritengono invece gli inquirenti. In passato ci sono state altre aggressioni, ma mai una cosa tanto grave. Forse, conclude l'uomo, mia zia si è trovata nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Ha avuto un ulteriore seguito il fatto di cronaca avvenuto nei giorni scorsi a Catania, che aveva portato all'arresto di padre e figlio per aver sparato ad un 45enne al culmine di una lite. La stessa vittima è stata arrestata dalla polizia per atti persecutori dopo il ferimento. Mentre l'uomo era ancora ricoverato in ospedale, aveva continuato a minacciare anche di morte l'ex compagna e madre dei 2 aggressori. A Messina 2 aggressioni a personale sanitario si sono verificate nei pronto soccorso di 2 differenti ospedali. Francesco Triolo. 2 differenti episodi, uno all'ospedale Papardo, l'altro al Policlinico Universitario, entrambi avvenuti venerdì pomeriggio. 2 aggressioni a personale sanitario che a Messina fanno tornare la preoccupazione per la violenza nei pronto soccorso. Al Policlinico di Messina una 57enne con le stampelle che aveva in dotazione ha colpito prima un'infermiera, poi il poliziotto in turno al posto fisso, che era intervenuto prontamente per prestare soccorso, allertato dal sistema di videosorveglianza della struttura. La 57enne è stata arrestata, mentre l'infermiera e il poliziotto sono stati medicati e ritenuti guaribili rispettivamente in 4 e 3 giorni. Al Papardo a farne le spese invece è stata un'infermiera colpita da un calcio all'addome e ferita con una siringa dalla stessa paziente psichiatrica che aveva in cura, riaccendendo così i riflettori su una situazione diventata ormai
insostenibile per medici, infermieri, operatori sanitari costretti a lavorare in un ambiente dove il rischio di aggressioni è diventato la norma. Un episodio che, hanno denunciato i sindacati, riporta l'attenzione sulla difficile e già più volte denunciata situazione dei pazienti psichiatrici. Non è la prima volta che al Paparro accadono aggressioni del genere, per questo vengono chieste misure concrete per garantire la sicurezza del personale sanitario. E a Ragusa la direzione sanitaria traccia un bilancio dell'ultimo anno, mancano 200 medici in sofferenza, appunto il pronto soccorso e le guardie mediche. Sentiamo Veronica Barbarino. 17 giorni in media per effettuare un esame istologico, un nuovo reparto di chirurgia modica, l'ampliamento del pronto soccorso di Ragusa, nuove attrezzature diagnostiche, convenzioni per abbattere il problema delle liste d'attesa. Questo e altro è stato fatto nell'ultimo anno dalla direzione generale dell'ASP di Ragusa, ma nonostante i progressi il sistema sanitario provinciale affronta una grave carenza di camici bianchi. Servirebbero 784 medici, ma solo 554 sono titolari di contratto a tempo determinato o indeterminato in servizio. Per colmare questo divario sono stati assunti neolaureati, richiamati medici pensionati, conferiti incarichi libero professionali, stipulate convenzioni universitarie e aperti 17 concorsi per reclutamento. Ma nonostante tutto la dotazione organica rimane insufficiente, soprattutto nel pronto soccorso. Stesso problema nelle guardie mediche, dove dovrebbero esserci 31 medici, ma ne sono presenti soltanto 11. Abbiamo proprio l'altro giorno inviato alla Regione le zone carenti, quindi ora dal reclutamento regionale vedremo quanti medici arriveranno e quante guardie mediche potremo attivare. Sicuramente laddove non ci saranno i medici per attivare la guardia medica turistica, attiveremo gli ambulatori infermieristici come si fa ormai da un po' di anni. Il malcontento sociale sulle criticità del pronto soccorso non favorisce l'avvicinamento e la permanenza dei medici. A questo pensiero si accorda il Comitato Civico articolo 32, che propone la presa in carico anticipato da parte del servizio infermieristico. Si tratta, negli infortuni meno gravi, di accompagnare direttamente l'utente nel reparto di competenza. Faccio l'esempio, l'ortopedia per quanto riguarda le piccole cadute, la scheggia nell'occhio in oculistica, e consentire quindi al medico del pronto soccorso di concentrarsi su quelle che sono le emergenze più gravi. Una soluzione adottata già in altre regioni, non è detto che non possa essere ascoltata. La riconversione degli impianti Eni di Priolo e Ragusa potrebbe essere devastante per gran parte della Sicilia. Il grido di allarme che arriva dai sindaci del territorio. Francesco Aloi. Lo stop alla chimica di base previsto da Eni preoccupa. La riconversione green degli impianti di Siracusa e Ragusa, anche secondo l'ANCI, potrebbe avere ripercussioni devastanti a livello occupazionale ed economico su tutto il sud-est della Sicilia. I sindaci vogliono sedersi al tavolo con le parti coinvolte e lo hanno ribadito nell'aula consiliare di Palazzo Vermexio a Siracusa. Abbiamo delle responsabilità sul territorio e qualcuno fa finta di dimenticare. Al tavolo della discussione per essere propositivi e costruttivi. Se da un lato governo e azienda rassicurano, dall'altro i lavoratori vedono un futuro tutt'altro che nitido. Più del 50% del PIL del siracusano arriva proprio da quest'area. Siamo a favore di uno sviluppo e di una riconversione, ma la crisi si affronta a partire dalla sostenibilità e dagli investimenti. Ma la riconversione preoccupa molto anche a Ragusa, dove gli impianti sono già fermi. Siamo ovviamente preoccupati per il mantenimento del livello occupazionale attuale, per salvare anche le posizioni di chi lavora nell'indotto. E la tutela dei posti di lavoro è prioritaria, come ribadiscono anche i sindacati. A Caltanissetta torna il divieto di utilizzo dell'acqua per scopi alimentari, è la sesta volta in 9 mesi. Rita Cinardi. Non c'è pace per i cittadini di Caltanissetta, ancora una volta costretti a rifornirsi di bottiglie di acqua minerale per poter cucinare. Da ieri, infatti, per l'ennesima volta è stata emanata dal sindaco Walter Tesauro una nuova ordinanza di divieto di utilizzo dell'acqua per scopi alimentari a causa della presenza di trialometani. Il provvedimento, che riguarda tutto il centro abitato, resterà vigente fino a quando i valori rientreranno nella norma. Un problema che si ripresenta ciclicamente e contro il quale, secondo la consigliera comunale di opposizione Annalisa Petitto, l'amministrazione comunale non starebbe portando avanti azioni
decisive. Quella di ieri è la sesta ordinanza sindacale di non potabilità dell'acqua emessa dal sindaco Tesauro in appena 9 mesi della sua amministrazione, praticamente una media di un'ordinanza di non potabilità ogni 45 giorni. La città di Caltanissetta e i Nissenni sono stremati da un problema che ormai è diventato cronico e non è più tollerabile che il sindaco continui a tacere su quelle che sono le cause di questo inquinamento e continui a tacere su quelle che sono le sue iniziative perché il problema non si ripeta più. Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza ha sequestrato centinaia di documenti tra le sedi di Qualità, Acquati Idrico e Acqualia nell'ambito di un'indagine della Procura di Caltanissetta per i reati di frode nelle pubbliche forniture e inquinamento ambientale. Quest'ultima si baserebbe su una relazione dell'ARPA del 2023 che aveva certificato l'inquinamento ambientale causato da diversi impianti di depurazione. Nell'inchiesta sono coinvolti a vario titolo i dirigenti dei diversi enti coinvolti nella gestione della distribuzione idrica nel Nisseno. A Palermo la riforma della giustizia di Forza Italia al centro dell'incontro col vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. Sentiamo Maglio Viola. Sbarca a Palermo il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, oggi chiamato a trarre le conclusioni dell'incontro di Forza Italia sulla giustizia che si tiene al Teatro Politeama. Perché la riforma della giustizia è una riforma che è per i cittadini, non è contro nessuno, anzi è una riforma destinata a esaltare il ruolo dei magistrati, a depoliticizzare la magistratura. Abbiamo approvato anche la riforma delle intercettazioni, quindi stiamo ridisegnando un sistema che non è lassista, ma che impedisce che accadano vicende come quelle che purtroppo accadono nel nostro Paese, dove il 50% di coloro che sono in carcerazione preventiva poi sono innocenti, quindi anche un tema che riguarda la situazione nelle carceri. Ai lavori anche i capigruppo di Camera e Senato, Barelli e Gasparri, il vice capo delegazione azzurro in Europa Marco Falcone, il vice ministro della giustizia Sisto. E su questi temi di tutt'altro avviso è Deborah Serracchiani, responsabile giustizia del PD. L'ha sentita Delaide Barbagallo. Non è una separazione delle carriere, è una separazione dei giudici, che tra l'altro ha degli effetti negativi molto importanti non solo sulla nostra Costituzione ma proprio sulla nostra forma di democrazia. La separazione delle carriere si poteva fare con una legge ordinaria, la si fa con riforma della Costituzione perché si vuole incidere sulla indipendenza e l'autonomia della magistratura e soprattutto separando i pubblici ministeri e creando questi due mezzi poteri, dividendo l'ordine giudiziario, si ottiene addirittura l'eterogenesi dei fini, e cioè i pubblici ministeri rischiano di diventare più forti e nei paesi nei quali si è fatta la separazione delle carriere e i pubblici ministeri sono diventati più forti sono finiti sotto l'esecutivo, che è un po' quello che ci ha detto Del Mastro. È netta la posizione di Deborah Serracchiani sulla riforma della giustizia. A Catania, per un incontro moderato dal segretario del PD in Sicilia Anthony Barbagallo, la responsabile della giustizia del PD si mostra fiduciosa sulla ricomposizione delle frizioni del partito in Sicilia, che è stato commissariato proprio per le tante tensioni interne. C'è un commissario che ha il compito, Nico Stumpo, che è un collega deputato, di garantire il percorso del congresso e sono convinta che ritroveremo un punto di sintesi. Barbagallo è un segretario regionale che ha avuto ed ha una grande responsabilità e condurrà il partito sicuramente a questa sintesi. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie. Scuola di legalità a Siracusa, liceo Einaudi, simulato l'interrogatorio del questore Pellicone ad un boss, Francesco Aloi. Le 2:30 di notte e io sparai 7 colpi di pistola, capitolo 765 alla strada cinese del Bardus. Un interrogatorio di polizia a scuola. Da un lato c'è un funzionario della squadra mobile di Reggio Calabria, dall'altro un boss dell''ndrangheta. Per quanto riguarda invece la pistola utilizzata, l'avevo rubata nell'abitazione di Radi Maglia, una cosa particolare, si trovava in un armadio dentro una borsa mentre facevo il furto che trovavo. Naturalmente è una messa in scena, con l'attore siracusano Attilio Ierna, il questore. Fu proprio lui a condurre l'interrogatorio, quello vero, quando lavorava in Calabria. Poi l'idea di trascrivere tutto e farlo rivivere ai giovani. Si tratta di un'indagine che ho condotto personalmente alcuni anni fa, quando ero un po' più giovane,
e abbiamo voluto realizzare questo incontro con gli studenti proprio per far rivivere agli studenti un'indagine e per far comprendere a loro cosa voglia dire, quale sia la vita di un delinquente e farli riflettere. Mi disse di portare a termine l'omicidio senza problemi, perché della sorella a lui non gliene fregava niente. Un'iniziativa che ha catturato l'attenzione dei ragazzi. Abbiamo mostrato loro anche alcuni filmati e i filmati degli arresti dei soggetti coinvolti nell'indagine. E il famoso slogan della polizia, esserci sempre, è rivolto anche ai giovani. È a loro che bisogna indicare la giusta strada da seguire per un domani sempre all'insegna della legalità. E tornano in questo weekend le giornate FAI di primavera. Con Eva Spampinato andiamo a scoprire alcuni dei luoghi aperti per la prima volta. Bellezza, arte, cultura, natura e meraviglie del nostro territorio da scoprire o riscoprire. 2 giorni per tuffarsi tra i palazzi d'epoca, le chiese, i giardini all'italiana, luoghi sconosciuti che diventano una sorpresa per i turisti ma anche per gli stessi catanesi, come Villa Gravina a San Gregorio di Catania, antico casale della metà del Settecento, aperto al pubblico per la prima volta grazie alle giornate FAI di primavera, oggi e domani. Il Fondo per l'Ambiente Italiano apre le porte di 60 luoghi speciali in 20 città della Sicilia. Quest'anno compie tra l'altro 50 anni e ha deciso, come sempre, come tutti gli anni, di aprire le porte dell'incredibile. 12 sono i luoghi di interesse a Catania e provincia, tra questi la residenza di villeggiatura di esponenti della nobiltà e dell'alta borghesia catanese dell'epoca. Qui la rigogliosa natura esterna dialoga con quella delle pareti interne decorate con la carta da parati di Dufour e Leroy, un capolavoro della manifattura francese dei primi dell'Ottocento. Ma c'è anche la casa museo dell'artista Giovanna Brogno Sonnino, un palazzo dei primi del Novecento, vera sorpresa nel cuore verace della città, via Plebiscito. Quando io sono arrivata qui non c'erano le tabelle millesimali, ci stavano solo 2 vecchiette, il palazzo era completamente abbandonato, quindi è stato un lavoro fatto negli anni. E per chi volesse fare una passeggiata fuori città, a Castiglione di Sicilia potrà scoprire la cuba bizantina, un gioiello incastonato nella valle dell'Alcantara. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva, perché tra poco il Catania andrà all'assalto del Crotone. Eccoci alla pagina sportiva. Al calcio il Catania all'assalto del Crotone per avvicinarsi ai quartieri nobili della classifica. Toscano punta sulla qualità di Jimenez e chiede i 3 punti per far riconciliare l'ambiente con la squadra. Tonino De Mano. 22 convocati, out Betters, Guglielmotti, Luperini e Inglese, ma tanta voglia di risalire, tanto che un'eventuale vittoria sul Crotone porterebbe il Catania ad un soffio dal 4º posto occupato proprio dai calabresi e sarebbe un'ottima riconciliazione invocata in conferenza stampa da Mimmo Toscano, che tende la mano ai tifosi in vista di un finale di stagione tutto da scrivere. Vincere aiuta a vincere, allora il Catania, rinfrancato dal successo nel derby sul Messina e non solo, mette nel mirino il Crotone in una sfida dal sapore playoff. Poche le variazioni rispetto al match del Franco Scoglio. In difesa l'unico dubbio riguarda la maglia da titolare accanto a Gherardi e Di Gennaro in pole position, Allegretto che ha smaltito l'influenza. In mediana molto dipenderà dalla posizione di Lunetta, se sulla fascia o se sulla 3/4 insieme a Jimenez. Stoppa deve recuperare appieno il ritmo gara. In avanti probabile conferma per Montalto con De Paoli da utilizzare a partita in corso. Adesso con le soluzioni che hai e ancora ci manca qualche soluzione importante che deve rientrare, come Guglielmotti e come Inglese, il Luperini lo stesso, però hai più scelta nei reparti, vedi un allenamento più competitivo, questo sì ti fa stare un pochettino più tranquillo, però a me piace anche non dormire la notte, perché vuol dire che è un momento di crescita, perché quando stai troppo tranquillo non va bene. In casa Crotone, oltre allo squalificato Vinicius, mancheranno Ovisac, Girone e Barberis, in forte dubbio Di Pasquale, e scende in campo anche la squadra di Telecolor con Diretta Stadio, appuntamento alle 12 con un ricco pre e post partita, con le voci dei protagonisti, l'analisi da studio e i commenti da casa, con la possibilità di interagire tramite WhatsApp. Al Massimino, calcio d'inizio alle 12:30. Quinta sconfitta consecutiva per il Trapani, superato in rimonta dalla Cavese. Il patrono Antonini minaccia l'ennesima rivoluzione. Messina in campo a Giugliano per cercare di restare a galla. Sergio Colosi.
Si allontanano i play-off per il Trapani, campionato sempre più fallimentare, e Antonini pronto a nuovi colpi di scena, chiede le dimissioni a Torrente e annuncia che Liotti andrà fuori rosa. A Cava quinta sconfitta consecutiva, palo di Chiricò, salvataggio sulla linea di Carraro e poco altro in un primo tempo mediocre condizionato dal rosso meritato a Liotti. A sorpresa Granata in vantaggio ad inizio ripresa con il sinistro di Carraro. All'ora di gioco Fella pareggia e ben doppia cifra. Anche la Cavese in 10 senza Piana. Dopo un gol clamoroso fallito da Anatriello, sorpasso dei padroni di casa con il colpo di testa vincente di Loreto su assist di Chiricò. Parte oggi da Giuliano la prima di 5 finali, un mini torneo per il Messina che spera di agganciare il play-out. I campani degli ex Bertotto, Balde e Giorgione sono in corsa per i play-off, favoriti anche dal calendario con 4 gare casalinghe e 2 in trasferta. Le notizie positive riguardano i rientri in mediana di Crimi e Buchel e di Gianfi sulla corsia destra. Attacco chiamato ad una svolta dopo lo 0 nella casella dei gol fatti negli ultimi 4 incontri al Franco Scoglio. Banchieri si affida a Luciani, ma serve anche il contributo di De Sena e Costantino, spesso in ombra dal loro arrivo a gennaio. E chiudiamo con una notizia di pallanuoto femminile. Il primo round dei quarti di finale di Champions League tra Orizzonte e Ferencváros va alle ungheresi, seppur con uno scarto minimo. Alla piscina di Inesima le magiare si sono imposte per 11-9, ma il punteggio lascia intatte le possibilità di qualificazione delle catanesi. Prossima sfida sabato 29 marzo. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. A tutti una buona domenica.